L'azienda sanitaria diretta da Adriano Rasi Caldogno svetta nella classifica regionale per le sue performance ottenute nel 2018, sbaragliando le altre ULSS del Veneto con un punteggio totale che si avvicina al 100%, ottenuto dalla valutazione di oltre 70 indicatori che la Giunta regionale ha assegnato come obiettivo. Un motivo di soddisfazione per il grande lavoro che viene quotidianamente svolto da una squadra di oltre 3.400 persone che lavorano nell'ULSS Dolomiti, e tutto questo è il frutto veramente di un lavoro molto importante. Livelli di eccellenza di una squadra che è quella delle ULSS venete, che esprime una delle sanità migliori d'Italia. I punteggi che hanno consentito all'ULSS Dolomiti di raggiungere il primo posto riguardano il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, la qualità degli interventi chirurgici, il rispetto dei tempi di attesa, oltre che dei numerosissimi tetti di spesa e indici di consumo. Un risultato molto importante che ha trovato conferme nell'emergenza Covid e che ha messo a dura prova l'ULSS Dolomiti non solo sotto l'aspetto gestionale ma anche umano. In pochi mesi siamo stati, diciamo così, catapultati in una dimensione operativa che veramente non aveva precedenti. Detto questo, io non posso che ricordare ancora e ringraziare ancora tutto il nostro personale che si è dedicato con grande generosità da un lato, ma anche con grande professionalità all'assistenza dei numerosi malati. Una gratitudine estesa a tutti i dipartimenti, a tutti i livelli. Oggi a emergenza rientrata resta attuale l'invito alla prudenza, mentre lo sguardo è rivolto già al futuro. Per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria, il capitolo certamente non si chiude qui, ma noi siamo molto impegnati da un lato a garantire una ripresa la più completa possibile di tutte le attività ordinarie. Ci stiamo e dobbiamo attrezzarci sempre di più per continuare quest'opera continua di screening e di monitoraggio con i tamponi e anche con altri metodi, no, affinché sia costantemente controllato il nostro territorio.